that I'm going to read the paper in Italian, but the article is going to be available to you. Il commento a Geremia è l'ultimo commentario di Gerolamo, lasciato incompiuto a causa del sopraggiungere della sua morte. L'interesse legato a questo commento, da parte della critica moderna, può essere sintetizzato in tre principali filoni di ricerca: il contesto antipelagiano, l'influsso della tradizione ebraica e la contestazione anti-origeniana. Quanto al primo ambito, emergono facilmente i numerosi passi in cui Gerolamo attacca le dottrine di Pelagio, pur senza mai nominarlo. L'influenza della tradizione ebraica, invece, è rinvenibile nei commenti al testo biblico, in cui Gerolamo spesso si riferisce all'esegesi rabbinica. Quanto alla contestazione anti-origeniana, a mio avviso, alcuni aspetti non sono stati accuratamente analizzati. In particolare, numerosi sono i passi del commento a Geremia in cui Gerolamo polemizza con l'interpretazione allegorica di Origene. Tuttavia, queste prese di posizione non sono state adeguatamente contestualizzate al fine di comprendere meglio alcuni aspetti del commento e più in generale della controversia pelagiana. Il nostro interesse è limitato a quelle sezioni in cui Gerolamo polemizza con un'interpretazione di matrice origeniana. Vi sono infatti almeno 14 passi di questo tenore, 2 nel primo libro, 3 nel quarto e i rimanenti 9 nel quinto. In questi passi Gerolamo polemizza contro l'eresia, contro dei commentatori ignoranti, contro un interprete stolto, contro colui che interpreta in maniera allegorica, contro un interprete perverso e contro colui che è delirante. Solo in uno di questi casi Origene viene nominato esplicitamente. Credo sia utile partire dal prologo al primo libro, in cui vengono riportate alla luce 2 vecchie accuse a Gerolamo da parte di un calunniatore ignorante da identificarsi con Pelagio. La prima riguarda il commento agli Efesini di Gerolamo, che secondo Pelagio sarebbe da condannare. La seconda, invece, il contro a Iovignano, in cui Gerolamo sosterrebbe una posizione troppo critica nei confronti del matrimonio. Ma è soprattutto la prima accusa che ci interessa in questo contesto. Gerolamo riporta che il suo accusatore, nel criticare il suo commento, non ha compreso le regole di composizione dei commentari esegetici, in cui vengono riportate le opinioni di molti autori, talvolta in maniera anonima, altre volte nominandoli esplicitamente, in modo che il lettore possa farsi un proprio giudizio e scegliere l'interpretazione corretta. Tale principio, riporta Gerolamo, è enunciato anche nella prefazione al primo libro del commento agli Efesini e ribadito in almeno 2 passi del commento a Geremia. La medesima accusa, conclude Gerolamo, gli era stata rivolta da Grugno, alias Rufino d'Aquileia, ma vi aveva già risposto nell'apologia contro Rufino. Pelagio ha dunque riportato alla luce le polemiche che almeno un decennio prima avevano diviso Gerolamo e Rufino, come confermato da altri 3 passi dell'In-Jeremiam. Nel primo di questi passi Gerolamo critica la traduzione di Rufino delle sentenze di Sesto. Questo scritto sarebbe utilizzato da coloro che predicano l'impeccanzia, ovvero, secondo Gerolamo, tanto gli origenisti quanto i pelagiani. Gli altri 2 passi, invece, si riferiscono a sezioni in cui Gerolamo condanna un'esegesi origeniana. Nel primo passo afferma che è stato il seguace di Grugno, ovvero Pelagio, a forzarlo a rendere pubblici gli errori di un altro interprete, ovvero Origene. Gerolamo avrebbe preferito affrontare l'esegesi di Geremia 28, 12, 14 in maniera più discreta, lasciando alla prudenza del lettore il giusto apprezzamento della corretta interpretazione. Nel secondo passo, invece, contesta l'esegesi originiana di Geremia 29, 14, 20, relativa alla discesa delle anime dalla Gerusalemme celeste al mondo terrestre. Rufino, seguendo l'interpretazione originiana, crede di aver avuto accesso a misteri divini, al contrario di Gerolamo, che si fermerebbe a percepire le semplici realtà terrestri. Il riemergere di queste accuse, che già un decennio prima avevano particolarmente infastidito Gerolamo, non deve aver fatto piacere al monaco di Betlemme, che reagisce in maniera impetuosa al diffondersi di queste dicerie. A questo proposito è utile citare uno studio di Giuseppe Caruso relativo alle accuse che Pelagio muove contro Gerolamo e che compaiono nell'In-Jeremiam, tra cui quella di essere un origenista. Caruso giunge alla conclusione che benché Gerolamo riporti questa accusa nel suo commento a Geremia, non ve ne è traccia nelle opere di Pelagio. Sembra dunque che questi attacchi siano circolati per via orale nell'ambiente palestinese e che Pelagio non sia giunto al punto di metterli per iscritto.
L'accusa di essere origenista è troppo generica, soprattutto se si considera la vastità dell'insegnamento origeniano. Per comprendere meglio la linea rossa che congiunge la polemica di Rufino e quella di Pelagio contro Gerolamo, è opportuno analizzare i commenti dei passi dell'India Remian in cui viene contestata un'esegesi origeniana. È interessante notare che la gran parte della polemica anti-origeniana di Gerolamo ruota attorno alla dottrina della preesistenza delle anime e ai suoi corollari. In particolare, ben 9 passi criticano la teoria di origine, secondo cui le anime, prima di discendere in questo mondo e incarnarsi negli uomini come in un carcere, sarebbero state create in precedenza e avrebbero vissuto nella Gerusalemme celeste. Altri temi criticati da Gerolamo riguardano la funzione educativa e positiva delle punizioni e delle sofferenze e la cristologia. Sembra dunque che Gerolamo abbia sentito soprattutto la necessità di condannare la dottrina origeniana della preesistenza delle anime. Ma se Pelagio ha fatto proprio le accuse di originismo lanciate da Rufino e se Gerolamo ha sentito la necessità di attaccare soprattutto la dottrina della preesistenza delle anime, è ragionevole aspettarsi che proprio questa sia una delle questioni che Pelagio ha ritrovato negli attacchi di Rufino al commento agli Efesini di Gerolamo. La polemica tra Rufino e Gerolamo ha attraversato diverse stagioni, contesti e questioni, di cui per brevità non possiamo occuparci in questa circostanza. Ci limiteremo alla polemica legata al commento agli Efesini di Gerolamo, iniziata con la traduzione del De Principiis di Gerolamo, di origine, da parte di Rufino, su richiesta di un certo Macario. Nelle prefazioni, Rufino dichiara di seguire il metodo di traduzione già inaugurato dal suo illustre predecessore nella traduzione delle opere origeniane, Gerolamo, che però non viene nominato. Gerolamo risponde traducendo a sua volta in maniera più letterale il De Principiis di origine e attaccando Rufino con una lettera a Pammachio. Per difendersi dalle accuse di Gerolamo, Rufino decide di comporre una prima apologia ad Anastasio, vescovo di Roma, e una seconda apologia contro Gerolamo. Nel primo libro di questo scritto, Rufino esamina il commento agli Efesini di Gerolamo. Nella lettera 84 a Pammachio è Gerolamo stesso a riferirsi al commento agli Efesini, insieme al commento all'Ecclesiaste, come alle opere da cui è possibile evincere la sua posizione nei confronti di Origene. Rufino, prendendo in parola il monaco di Betlemme, ripercorre il commento agli Efesini e individua numerosi passi in cui Gerolamo non solo non prende le distanze da alcune dottrine di origine ritenute eretiche, ma se ne appropria. Anche in questo caso è interessante analizzare i contenuti dei passi presi in esame da Rufino. Sebbene sia difficile rinchiudere in rigide schematizzazioni la complessità del pensiero origeniano, appare evidente che 3 sono le principali tematiche contestate a Gerolamo: la dottrina della risurrezione spirituale, l'apocatastasi e la dottrina della persistenza delle anime. Ora, benché il problema della persistenza delle anime non sia l'unica tematica presa in esame, tale questione assume un ruolo di primo piano nell'apologia di Rufino contro Gerolamo. Mi pare che sia possibile intravedere una linea rossa che collega tra loro le sezioni dell'apologia di Rufino relativa al commento agli Efesini di Gerolamo, il revival di queste accuse da parte di Pelagio e la presa di posizione anti-origeniana di Gerolamo nel commento a Geremia. Questo filo rosso è rappresentato proprio dalla dottrina origeniana della persistenza delle anime. È questa infatti la questione che ricorre più frequentemente nelle sezioni anti-origeniane del commento a Geremia di Gerolamo, così come compare in maniera rilevante anche nell'apologia di Rufino. Non è difficile credere che proprio queste siano state le accuse rivolte da Pelagio a Gerolamo. Tuttavia questa coincidenza tematica, da sola, non mi pare sufficiente a spiegare perché, a distanza di un decennio, proprio questa sia la questione che più accende l'anima di Gerolamo. Credo dunque che sia necessario aggiungere un'altra prospettiva alla nostra analisi, vale a dire il complesso rapporto tra il problema dell'origine dell'anima e la dottrina del peccato originale di Agostino d'Ippona. A questo proposito, occorre forse partire dalla lettera 126 di Gerolamo a Marcellino e la Psichia, scritta nel 411. Gerolamo cerca di rispondere, tra le varie questioni poste dai suoi interlocutori, all'interrogativo sull'origine dell'anima. 5 sono le tesi proposte. Secondo Pitagora, i platonici e Origene, l'anima è caduta dal cielo. Secondo Mani e Prisciliano, è una derivazione della sostanza divina. Alcuni ecclesiastici pensano che le anime siano conservate in una riserva, altri ritengono che siano create da Dio ogni giorno, infine alcuni, come Tertulliano, Apollinare e la gran parte dei cristiani d'Oriente, credono che le anime si trasmettano per generazione. Le prime 3 opzioni sono rigettate da Gerolamo,
che però non fornisce una risposta ai suoi interlocutori. Marcellino ha interrogato su questo tema anche il vescovo di Ippona, riferendo che alcuni avversari, probabilmente sostenitori di Pelagio, criticano un passo del terzo libro del De Libero Arbitrio di Agostino. Per Agostino, il problema dell'origine dell'anima è così strettamente connesso al problema del peccato originale che qualsiasi teoria sia scelta, l'importante è che la dottrina del peccato originale sia preservata. 4 sono le opzioni sull'origine dell'anima secondo Agostino: la propagazione da quella di Adamo, la creazione di ogni singola anima in ogni corpo, la creazione fuori dal corpo e la susseguente introduzione da parte di Dio, oppure una loro spontanea entrata nel corpo umano. Dopo una lunga argomentazione esegetica incentrata sulle possibili interpretazioni di Ecclesiaste 12,7, Agostino confessa a Marcellino la sua incertezza su quale teoria sia da preferire. La questione sollevata da Marcellino, non trovando una risposta certa, viene nuovamente rivolta a Gerolamo, questa volta dal vescovo di Ippona, con la lettera 166. Nella parte iniziale, Agostino elenca le proposizioni certe sull'anima, per passare poi al nocciolo della questione, l'origine dell'anima. La prima teoria affrontata è il creazionismo, sostenuto anche da Gerolamo. Il problema principale di questa teoria riguarda la sua compatibilità con il peccato originale. Se infatti tutte le anime sono create di volta in volta da Dio, com'è possibile che siano colpevoli del peccato di Adamo? Per quale motivo bambini appena nati muoiono se la loro nuova anima non ha commesso alcun peccato? Questa teoria è difficilmente conciliabile con la dottrina del peccato originale. Agostino dedica anche un paragrafo alla netta cesura della dottrina origeniana della preesistenza delle anime. Incerto su quale teoria sceglie, ma certo che qualsiasi scelta venga fatta, la dottrina del peccato originale deve essere preservata, Agostino chiede l'unia a Gerolamo, il quale tuttavia non fornirà mai una risposta al vescovo di Ippona. A proposito della lettera 166, credo possa essere utile aggiungere alcuni particolari. Il primo di essi riguarda la natura strettamente confidenziale della missiva di Agostino. Nelle ritrattazioni riferisce che fino alla morte di Gerolamo non ha voluto pubblicare la lettera sull'origine dell'anima, sperando in una risposta. Solo in un momento successivo si è deciso a rendere pubblica questa lettera, al solo scopo di evitare che qualsiasi teoria sull'origine dell'anima si scegliesse, questa fosse in contrasto con la dottrina del peccato originale. Agostino mostra una simile precauzione anche nella lettera 190, scritta nel 418. Mi pare evidente che l'importanza, la delicatezza e la complessità dell'argomento devono aver suggerito tanto ad Agostino, che esita a rendere pubblica la sua lettera, quanto a Gerolamo, che decide di non rispondere alle richieste di Agostino, un atteggiamento di assoluta prudenza. Il secondo elemento riguarda l'arrivo in Palestina della lettera 166 di Agostino. A portarla è Orosio, un prete spagnolo, inviato nel 415 da Agostino a Gerolamo con alcuni scritti. L'arrivo degli scritti di Agostino in Palestina si può porre in relazione con il commento a Geremia, i cui ultimi 3 libri sono stati scritti probabilmente dopo l'arrivo degli scritti di Agostino. Nel prologo al 4º libro, infatti, sono presenti 2 elementi che offrono indizi utili per la datazione degli ultimi 3 libri. Al termine del prologo, Gerolamo annuncia l'intenzione di voler affrontare le questioni sollevate da Pelagio in un'altra opera, probabilmente il Dialogus Adversus Pelagianus, che scriverà nella seconda metà del 415, prima del Sinodo di Diospoli, dicembre 415. Qualche riga prima, invece, afferma che l'eresia pelagiana si sta rapidamente diffondendo anche su alcune isole, come a Rodi e in Sicilia. Quanto al riferimento a Rodi, purtroppo, non credo sia possibile risalire alla fonte di Gerolamo. La diffusione del pelagianesimo in Sicilia, invece, potrebbe essere stata suggerita a Gerolamo proprio da un'altra lettera di Agostino. Si tratta della lettera 157 a Ilario di Siracusa, in cui Agostino confuta 3 argomenti avanzati dai pelagiani in Sicilia. Questa lettera è stata letta da Orosio in una riunione a Gerusalemme nel 415 e compare anche tra i capi d'accusa contro Pelagio a Diospoli. Mi pare dunque che i rimanenti 3 libri dell'India Remiam, ovvero dal 4 al 6, siano stati composti da Gerolamo dal 415 in avanti, dopo l'arrivo degli scritti di Agostino in Palestina, tra cui la lettera 166 sull'origine dell'anima. È interessante notare che la gran parte delle sezioni antiorigeniane dell'India Remiam compaiono proprio dal 4º libro in avanti. Sui 14 passi individuati, solo 2 si trovano nel primo libro, mentre i rimanenti 12 si dividono tra 4º e 5º libro.
La gran parte di queste sezioni riguardano proprio la teoria origeniana della preesistenza delle anime, la stessa dottrina che Rufino ha ritrovato nel commento agli Efesini di Girolamo e che proprio in quegli anni Pelagio ha nuovamente criticato. Mi pare che la coincidenza non sia casuale. La lettera di Agostino non solo chiede lumi a Gerolamo sull'origine dell'anima, ma mette anche in evidenza l'assoluta perversità della dottrina origeniana. Il monaco di Betlemme si è dunque trovato in una situazione decisamente complicata, stretto, da un lato da Pelagio, che rinnova le accuse di origenismo sollevate da Rufino al proposito del commento agli Efesini, in cui uno dei problemi predominanti è proprio la preesistenza delle anime. Dall'altro, il vescovo di Ippona, che richiede il parere di Gerolamo sull'origine dell'anima e al contempo afferma l'assurdità della dottrina origeniana. A Gerolamo non resta che condannare nella maniera più netta ed esplicita la preesistenza delle anime, per allontanare da sé una simile critica e al contempo, forse per calcolo strategico, evitare di prendere posizione. Credo possa essere utile aggiungere un ulteriore elemento. Attorno al 414 Gerolamo scrive una lettera di direzione spirituale per la Vergine Demetriade. Alla stessa giovane ha scritto una lettera anche Pelagio ed è molto probabile, come ritenuto da alcuni studiosi, che Gerolamo ne avesse tra le mani una copia nel momento in cui redige i suoi consigli ascetici. In ogni caso, al paragrafo 16, Gerolamo mette in guardia Demetriade dal ritorno di dottrine pericolose. L'avvertimento riguarda proprio la dottrina della preesistenza delle anime. Gerolamo dunque torna a criticare questa dottrina in un contesto, la direzione spirituale di Demetriade, in cui anche Pelagio è coinvolto. Si potrebbe ipotizzare che Gerolamo, colpito dal revival della polemica originista da parte di Pelagio, abbia intenzionalmente inserito una chiara presa di posizione contro la preesistenza delle anime. In conclusione, l'analisi delle sezioni anti-origeniane del commento a Geremia di Gerolamo ha mostrato la netta prevalenza della teoria della preesistenza delle anime. Questa massiccia presenza di passi anti-origeniani può trovare la sua ragion d'essere in due circostanze specifiche e concomitanti. Da un lato, nel corso della polemica tra Gerolamo e Pelagio, quest'ultimo ha risollevato le accuse lanciate circa un decennio prima da Rufino. Tali accuse riguardavano il commento agli Efesini, in cui Gerolamo, secondo Rufino e Pelagio, difende proprio la dottrina della preesistenza dell'anima. Dall'altro, lo scoppio della controversia pelagiana, il cui interno è da collocare anche in Jeremia, ha riportato l'attenzione sul problema dell'origine dell'anima, saldandolo strettamente, almeno dal punto di vista di Agostino, con la dottrina della trasmissione del peccato originale. Il diretto coinvolgimento di Gerolamo sulla questione dell'origine dell'anima e le accuse a lui rivolte da Pelagio mi sembrano motivi sufficienti per indurre Gerolamo ad utilizzare come arma difensiva proprio il commento a Geremia per distanziarsi in maniera netta, ancora una volta, dalla teoria origeniana. È dunque all'interno di questo contesto che credo sia possibile comprendere la presenza delle sezioni anti-origeniane nelle linee Jeremia di Gerolamo.